Riparte da un nuovo simbolo, l'Italia dei Valori, quello senza nomi di leader e con il tricolore alla base, che il segretario nazionale Ignazio Messina ha presentato a Firenze a pochi giorni dai congressi regionali convocati in tutta Italia per il 19 e 20 ottobre. I candidati alla segreteria regionale toscana sono due: Giovanni Fittante, attuale segretario comunale a Firenze, e Salvo Ardita, segretario provinciale a Prato. Due dirigenti del partito che si confronteranno in un clima di grande collaborazione, perché devo dire che la nuova Italia dei Valori questo vuole essere, cioè confrontarsi all'interno per poi fare in comune delle battaglie, essere tra la gente, che poi il nostro obiettivo, partire dalle nostre origini, legalità, questione morale, ma poi per essere nelle istituzioni, nelle strade, a fianco dei cittadini, per parlare di problemi concreti. A partire dal progetto Sblocca Lavoro, una manovra da 100 miliardi che non colpisce le fasce deboli o le imprese oneste, ma solo i grandi evasori, i corrotti, gli sprechi e la burocrazia, da finanziare secondo l'IDV vendendo in primo luogo il patrimonio confiscato alla mafia, il cui valore è intorno agli 80 miliardi di euro. Noi facciamo un appello al ministro Alfano affinché la smetta di cercare soldi da altre parti, ce li ha in cassa, apra la cassaforte dei beni confiscati alla mafia, se no spieghi per quale motivo non vuole utilizzarli. Messina si dichiara apertamente contrario anche ad amnistia e indulto, attaccando il ministro della giustizia Cancellieri. La dichiarazione della Cancellieri, che sottopone tutto all'interesse o meno di Berlusconi, la dice lunga su quello che è la proposta di amnistia e indulto. Non è una soluzione vera al problema del disagio carcerario, ma è una soluzione tampone per favorire qualcuno.